Fermati 2 palermitani e un sabettese arrestati dai carabinieri per la rapina alla Banca Sant'Angelo di Raffadali. Fervono i preparativi per la 75esima edizione del Mandorlo in Fiore ad Agrigento. Il direttore del parco Valle dei Templi svela le ultime novità al nostro direttore Arturo Cantella. Palma di Montechiaro incontra le associazioni del territorio per la messa a punto della candidatura Città della Cultura 2021. Al via le rassegne cinematografiche al Teatro Postavecchi di Agrigento, al Palacongressi offerti dolci e piatti tipici da Euroform e CNA. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Rapina da 50.000 euro ieri sera alla Banca Sant'Angelo di Raffadali, fulminea reazione dello Stato. I carabinieri hanno arrestato 3 persone. I dettagli sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa seguita dal nostro direttore Arturo Cantella. Una rapina in banca a Raffadali, presso la filiale della Banca Sant'Angelo, istituto Licatese, è stata compiuta ieri da 3 rapinatori, 2 palermitani e 1 di Santa Elisabetta. Alle 15:30 del pomeriggio è infatti scattato l'allarme presso la sala operativa del Comando dei Carabinieri e si è dato subito al via al piano previsto in questi casi. I carabinieri così hanno subito cinturato la zona con controlli precisi e mirati e grazie anche alla collaborazione dei cittadini di Raffadali nel dare loro le giuste indicazioni di ciò che avevano visto, sono riusciti a trovare in serata i malviventi che sono stati trovati con un fuoristrada nei pressi di Sant'Angelo Muxaro in un distributore di carburanti con a bordo i soldi della refurtiva con ancora i nastri adesivi della banca dentro degli zaini. Sono stati recuperati circa 50.000 euro in banconote da 50 e da 20 euro. I carabinieri hanno fatto così scattare le manette a 2 pregiudicati palermitani, Marino Martino di 26 anni e Umberto D'Arpa di anni 53, mentre Salvatore Fragapane di Santa Elisabetta è il probabile basista. Le indagini sono state condotte dal magistrato di turno, dottoressa Chiara Bisso, della Procura della Repubblica di Agrigento. I 3 rapinatori sono stati condotti al carcere di Petrusa. La rapina di ieri si è conclusa positivamente con il fermo di indiziato di delitto di 3 soggetti che sono sospettati di aver avuto un ruolo da protagonisti nella esecuzione della rapina e anche nelle fasi di supporto della stessa. Si è consumata intorno alle 15:30 a Raffadali e in attuazione di un piano antirapina disposto dal comando provinciale è stata cinturata l'intera zona intorno a Raffadali. Questo ha fatto sì che si creasse una rete di controlli totale che ha permesso di perquisire tutte le autovetture in transito e che ha consentito agli organi investigativi dell'Arma, quindi la sezione operativa di Agrigento e la stazione di Raffadali, il cui comandante, ottimo conoscitore d'area, ha ottenuto subito degli elementi importanti per indirizzare le ricerche, ha appunto consentito di fare un'attività di rastrellamento in tutte le arterie provinciali e statali intorno a Raffadali. Intorno alle 17:30 c'è stata la svolta quando i carabinieri hanno notato all'interno dell'area di sosta di un distributore un'autovettura sospetta simile ad un'autovettura che era stata notata allontanarsi da poco distante rispetto alla banca dopo la rapina con i 3 soggetti a bordo. Evidentemente i controlli attuati dai carabinieri immediatamente hanno un po' scombinato i piani perché non hanno fatto in tempo i 3 ad abbandonare l'autovettura. In quelle fasi concitate, ovviamente sotto il coordinamento anche della Procura della Repubblica di Agrigento, l'idea era quella o di attendere oppure di far scattare il blitz, ma i carabinieri hanno rotto gli indugi ed hanno immediatamente fatto scattare l'operazione accerchiando i 3, tenendoli sotto tiro e effettuando quindi un'immediata perquisizione. Da lì la sorpresa di trovare le banconote nell'ammontare di 50.000 euro con i soldi che erano ancora avvolti dalle fascette della banca. Ovviamente il denaro è stato riconsegnato all'agenzia e la soddisfazione di questa operazione, in cui lo Stato ha dato una risposta immediata, è stata proprio la sinergia tra gli organi investigativi dell'Arma, la capillarità delle stazioni carabinieri, l'immediato intervento della sezione investigazioni scientifiche per un repertamento tecnicamente corretto e un'attuazione immediata di un piano provinciale antirapina disposto immediatamente dalla centrale operativa, che è un organo di comando e controllo del comando provinciale. Quando si sono sentiti in trappola hanno detto qualcosa?
Allora, in quel momento sono rimasti sorpresi dall'intervento, hanno iniziato a balbettare qualche cosa, ma nel momento in cui si sono trovate le banconote dopo pochi minuti sono rimasti in silenzio e quindi non hanno posto resistenza e adesso sono, diciamo, in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Erano armati 3 con... addosso ad uno dei 3 è stato trovato un cutter di 6 cm, di quelli, diciamo, che di solito vengono utilizzati per questo tipo di azioni. Per la verità non è stato mostrato durante la rapina, però veniva portato dal soggetto con sé. Presumibilmente la via di fuga era quella verso Palermo? Sant'Angelo Muxaro, quindi nella direttrice verso Palermo, quindi effettivamente forse i 2 appunto avevano in animo di rientrare su Palermo, quindi sono stati bloccati in quelle zone. Ai confini tra le province di Siracusa e Catania, in territorio di Lentini, in contrada Xirumi, 2 morti e un ferito grave in un agrumeto. Una sola persona a sparare con un fucile da caccia. Sono le tessere di quello che sembrava un complicato puzzle che la procura di Siracusa ha ricomposto. A sparare contro le 3 persone sarebbe stato il guardiano del fondo, che è stato fermato dalla polizia. La tesi dell'accusa è che abbia imbracciato il fucile contro dei ladri di arance entrati in azione nel fondo che lui proteggeva. Il guardiano che ha sparato con un fucile da caccia è stato arrestato dalla polizia su ordine della procura di Siracusa. Si tratta di Gaetano Sallemi, 42 anni, indagato di duplice omicidio e di tentato omicidio. I corpi senza vita di Massimo Casella, 47 anni, e Agatino Saraniti, di 19, colpiti da fucile, sono stati trovati un centinaio di metri l'uno dall'altro. Giorgio Signorelli, 36 anni, ferito, ha lanciato l'allarme col cellulare ed è stato trasportato in automobile da un parente all'ospedale Garibaldi, dove è adesso ricoverato in prognosi riservata. La Procura della Repubblica di Agrigento vuole vederci chiaro. La sua morte ha scosso un'intera comunità. Rosalinda Migliore, 35enne, è rimasta vittima di un incidente stradale che si è verificato sabato notte in contrada Rinazzi a Canicattì. Sono state disposte delle nuove indagini, infatti, per cercare di chiarire meglio l'accaduto è stata chiesta e ottenuta l'autopsia. La 35enne di Canicattì è morta in ospedale al Barone Lombardo, dove era stata trasportata d'urgenza dopo l'incidente avvenuto in prossimità di un rettilineo. L'auto, una Matiz, si è schiantata contro il muretto di un'abitazione privata. La casalinga era stata subito sottoposta dai medici in servizio ad un delicato intervento chirurgico, ma durante quell'intervento è deceduta. La salma di Rosalinda Migliore si trova all'interno della sala mortuaria dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. L'autopsia sarà effettuata nei prossimi giorni e subito dopo la salma sarà restituita ai familiari, che potranno organizzare i funerali. Preparativi in fermento e ultime decisioni in vista del 75esimo Mandorlo in Fiore. Il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. Tante le novità in prossimità della festa del Mandorlo in Fiore, giunta quest'anno alla sua 75esima edizione, che inizierà il prossimo 28 febbraio fino all'8 marzo nella nostra città. Presso la sede del parco a Casa San Filippo si lavora sodo per definire le tante iniziative in cantiere e selezionare le diverse proposte che arrivano per ogni edizione della festa, in modo da coinvolgere tutta la città. Il direttore del parco, dottor Roberto Sciarratta, ci ha voluto illustrare le ultime decisioni. Bene, il programma era stato già stilato, abbiamo definito e stiamo proprio in queste ultime ore definendo gli ultimi particolari. Abbiamo lo strumento ora economico che ci consentirà di perfezionare alcune ipotesi di gara che avevamo già lanciato, o soprattutto per quanto riguarda la mobilità o l'accoglienza. Siamo pronti e stiamo lavorando per portare a termine ovviamente una manifestazione che quest'anno avrà il risalto che giusto meritava, essendo ricadente all'interno delle celebrazioni per i 2600 anni di nascita della città. Ecco, relativamente al percorso ci sono istanze per fare passare della via Manzoni, insomma, il corteo. Cosa ci può confermare in merito? Io posso confermare quello che avevo detto qualche mese addietro per quanto riguarda la fiaccolata del mercoledì. Il percorso riprenderà quello che da
abituale che da alcuni anni non si è fatto per un'organizzazione tipo diverso. Noi abbiamo voluto, non da ora ma da subito, riportare a valle della città la manifestazione della fiaccolata del mercoledì. Ecco, parliamo del biglietto, quest'anno c'è questa novità, come si svolgerà, come si snoderà l'iniziativa, cosa deve fare un turista di fuori che vuole venire e vedere lo spettacolo? Abbiamo già dato il mandato al gestore dei nostri servizi di accoglienza, Copicultura, di preventivare e mettere online il biglietto che sarà a pagamento quest'anno, 5 euro. Contrariamente a quello che ho visto su alcuni organi di stampa, non è compreso il biglietto della navetta che sarà a parte e di cui il parco archeologico non è assolutamente organizzatore. Noi siamo organizzatori dello spettacolo, che abbiamo previsto che possa essere prenotato online al costo diciamo molto economico di 5 euro. Questo potrebbe garantire rispetto al passato, soprattutto l'anno scorso, una perfetta equiparazione tra chi prenota e chi poi si presenta la domenica per lo spettacolo finale. Chiaramente il pagamento è per lo spettacolo al Tempio della Concordia domenica. E al Tempio della Concordia, appunto, per disciplinare l'ingresso ed avere una certezza rispetto alle prenotazioni e rispetto poi agli spettatori che saranno presenti domenica, abbiamo preferito farlo con un prezzo basso, ma che potesse dare questa certezza di equiparazione tra prenotazione e presenza. Per il Palacongressi invece, per gli spettacoli? Per gli spettacoli al Palacongressi saranno previsti, già abbiamo una tariffazione, ora credo che sia compreso i diritti di prenotazione, credo che sia intorno ai 13 o 15 euro, non ricordo bene. Stiamo cambiando un po' il programma, perché il Comune, la Fondazione Teatro Pirandello aveva in primo momento dato la disponibilità per alcuni spettacoli che per una logistica improponibile non siamo in grado di sostenere, quindi abbiamo riportato gli spettacoli che riguardavano il patrimonio immateriale dei gruppi che sono portatori, li abbiamo diciamo orientati a essere effettuati al Palacongressi. Sono queste le ultime cose che stiamo affinando. Un'ultima domanda: ci sono tante attività collaterali importanti che serviranno ad animare un po' le varie strutture agrigentine, ecco, brevemente quali? Beh, noi abbiamo previsto, come abbiamo detto fin dalla conferenza di presentazione, riportare il Festival del Mandorlo in città, quindi ci saranno non solo questa specie di connubio, di conoscenza tra portatori di culture diverse e popolazione attiva della città, che sarà presente anche nei quartieri periferici, per cui il Mandorlo incontrerà gli abitanti di Monserrato, gli abitanti di Fontanelle, gli abitanti di Villaggio Peruzzo, gli abitanti di Villaggio Mosè. Abbiamo pensato proprio di allargare la conoscenza e il motivo che loro portano con le loro esibizioni, di farlo diciamo rivivere anche all'interno della città. Poi e nei luoghi satelliti poi abbiamo previsto un'esibizione per i giovani il sabato sera dopo lo spettacolo del Palacongressi a Piazza Cavour. Abbiamo previsto una serie di manifestazioni collaterali, mi riferisco all'Opera dei Pupi e tante altre cose. Mandorlara sarà ovviamente una di quelle attività presenti all'interno del Mandorlo. Insomma, un po' ora procede tutto come avevamo previsto e come abbiamo presentato nella conferenza. Gli uffici del parco sono sempre a disposizione per chi vuole delle informazioni. Noi siamo qui disponibili, ovviamente daremo tutte le informazioni, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro sito dove potete vedere. In questi giorni lo abbiamo riempito addirittura con un'anticipazione, mettendo dei filmati dei gruppi che parteciperanno e il loro contributo che potrebbero dare alla buona riuscita, speriamo che sia così ovviamente, del Festival del Mandorlo.
Polizia penitenziaria sul piede di guerra alla casa circondariale di Lorenzo di Contrada Petrusa ad Agrigento. In una nota congiunta di tutti i sindacati di categoria infatti si annuncia l'avvio dello stato di agitazione del corpo con sit-in dinanzi alla prefettura di Agrigento che si terrà nel pomeriggio del 17 febbraio. Basta parole, vogliamo i fatti, dicono in una nota gli appartenenti al corpo della Polizia penitenziaria di Agrigento. Lunghissimo l'elenco delle criticità elencate, un solo agente di Polizia penitenziaria si trova a dover vigilare anche 100 detenuti, poliziotti addetti alla vigilanza dei reparti e quelli di vigilanza sul muro di cinta, conosciute come sentinelle, costretti a soggiornare in ambienti insalubri, privi talvolta di corrente elettrica e servizi igienici a norma. L'insufficiente organico stabilito porta il personale a effettuare turni massacranti, ad aggravare la pesantissima condizione lavorativa dei poliziotti del Petrusa, il dover gestire senza alcuna formazione specifica dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari i criminali folli che continuano a delinquere anche dentro le galere, aggredendo i poliziotti. I sindacati denunciano inoltre una situazione critica anche sotto l'aspetto strutturale, con riscaldamenti che non funzionano e camere detentive prive di docce, l'illuminazione all'interno delle camere comandata manualmente ancora dall'operatore della polizia penitenziaria. A questo si aggiungono anche diverse questioni di tipo strettamente sindacale come il mancato pagamento di missioni e bonus. Coronavirus, potenziati i controlli anche negli aeroporti siciliani, i particolari nel servizio. L'allarme coronavirus cresce anche in Italia, i contagi aumentano in particolare in Cina e aumenta anche il numero dei decessi. Nelle scorse ore, per limitare al massimo il rischio di contagi in Italia, dove al momento la situazione pare sotto controllo, sono stati intensificati i controlli ai passeggeri in arrivo negli aeroporti italiani con un volo da Roma. A tutti verranno applicate le procedure sanitarie per prevenire il coronavirus, come avviene già per i voli internazionali. La misura è stata stabilita dal Comitato Operativo della Protezione Civile. L'obiettivo è quello di evitare che chi arriva da un paese estero allo scalo internazionale di Fiumicino possa poi proseguire per una destinazione italiana senza essere sottoposto ai controlli. Da ieri sera, si apprende dalla società GESAP, le nuove misure di prevenzione sono state attivate anche nell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Dopo l'attività di screening della temperatura corporea per passeggeri in arrivo con i voli internazionali, scrive in una nota l'ufficio Spama della GESAP SPA, la società che gestisce lo scalo siciliano, all'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino i tecnici del Ministero della Salute e della Croce Rossa Italiana estenderanno i controlli anche ai passeggeri dei voli nazionali provenienti da Roma Fiumicino. Come da prassi, saranno utilizzati i termometri laser, mentre sono state avviate le procedure per l'acquisto dei termoscanner. L'indicazione arriva dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile alla conclusione dell'incontro di oggi con le società di gestione degli aeroporti. I controlli potrebbero essere presto estesi anche alle stazioni ferroviarie e si valuta, come ha dichiarato Angelo Borrelli, commissario per l'emergenza coronavirus in Italia, anche misure per le gite scolastiche. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. In moto la macchina organizzativa per Palma Città della Cultura 2021, riunione tra tutte le associazioni, sono 5 le città siciliane in lizza. Arturo Cantella. Un incontro tra le associazioni operanti nel territorio di Palma di Montechiaro si è svolto lo scorso sabato. L'oggetto è stata la pianificazione di un percorso culturale intrapreso che dovrà essere coltivato per i prossimi anni, oltre che alla raccolta di idee progettuali per la candidatura di Palma di Montechiaro a Capitale Italiana della Cultura 2021. Hanno presenziato ai lavori Angela Rinollo, Marilena Vaccaro, Alfonso Di Vincenzo. Soddisfatto il sindaco dell'esito dell'incontro, che ha spiegato che Palma di Montechiaro, Italiana della Cultura, stia rappresentando un passaggio ambizioso, ma in ogni modo importante, perché sta innescando un processo inarrestabile di evoluzione che dà continuità e concretezza a un percorso già avviato dall'attuale amministrazione. Siamo felicissimi anche di questo ulteriore processo che abbiamo iniziato. Palma di Montechiaro, candidata a Capitale della Cultura, è qualcosa di importante ed è bellissimo ed è gratificante, riempie di orgoglio
come rispondono tutti gli enti che da un lato vengono da me sollecitati o che addirittura si autopropongono per collaborare con la nostra città. È un momento veramente gratificante, ripeto, ed importante, è una sfida per quanto difficile, per quanto diciamo ambiziosa, mettiamola così, che stiamo combattendo. A breve avrete ulteriori novità che per ora riteniamo di mantenere in riservo anche per ragioni di natura strategica, stando il fatto che la competizione riguarda 41 città, però possiamo dire che già dall'Ordine degli Architetti al Parco della Valle, alla Soprintendenza di Agrigento, con la stessa Curia abbiamo interloquito con Don Gaetano Montana e ringraziamo Padre Pondillo per la sua splendida collaborazione e amore per i beni ecclesiastici, Sua Eminenza il Cardinale Montenegro. Siamo veramente contenti e non posso non ringraziare il mio gruppo di lavoro che mi assiste senza lesinare sforzi, composto dall'architetto Di Vincenzo, la dottoressa Marilena Vaccaro, i miei collaboratori Giuseppe Todaro e Angela Rinollo, che non lesinano sforzi e come me credono in questa importantissima iniziativa. Abbiamo incontrato il futuro di Palma, abbiamo incontrato i bambini con l'incontro avvenuto pochissimi giorni fa, nel quale incontro sia io sia Angela Rinollo che Peppe Todaro che l'assessore Dorsi abbiamo illustrato ai bambini qual è il progetto, ma cosa più importante abbiamo ascoltato i bambini, come immaginano loro che sarà Palma nel futuro e questo confronto continuerà ancora avanti. Domani alle 16:30 incontreremo le associazioni di volontariato, di cultura, sport, di spettacolo, di danza, tutte quelle cellule pulsanti della città. Il progetto di Palma candidata a Capitale della Cultura 2021 è un progetto condiviso dalla città che vive un clima quasi da mondiale di calcio, sapendo che probabilmente non siamo il Brasile, ma potremmo essere la Grecia che ha vinto l'Europeo in Portogallo. Manca un mese e gli avvocati agrigentini torneranno a votare. I prossimi 12, 13 e 14 marzo si eleggerà il nuovo vertice del Consiglio dell'Ordine. Si voterà 2 mesi dopo la gestione Cremona. Gestione dunque che provocò la dimissione in massa di 14 consiglieri. Il commissario dell'Ordine, Silvio Miceli, ha indetto una nuova tornata di elezioni. Tra i favoriti per la presidenza c'è Vincenza Gazziano, nonché figlia dell'avvocato Antonino. Stato mafia al processo d'appello 17.000 pagine di indagini interdittive, i particolari nel servizio. È davvero corposa la documentazione depositata alla Procura Generale, oggetto dell'udienza tenutasi dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, al processo sulla trattativa Stato-mafia. Sono più di 17.000 pagine di attività integrativa di indagine, tra queste il presunto utilizzo di un cellulare da parte di Totò Riina mentre era detenuto al carcere di Rebibbia ed il mancato trasferimento del boss al carcere di Solliciano a Firenze nell'estate del 1993. Ed ancora le vicende relative alla doppia gravidanza delle donne di Giuseppe e Filippo Graviano, boss di Brancaccio, avvenute mentre questi ultimi erano detenuti al 41 bis nel carcere Ucciardone di Palermo. In prima linea anche il caso dell'Utri, i cui avvocati Francesco Centonza e Francesco Bertorotta hanno dapprima ritenuto irrilevanti e tardive le richieste del procuratore generale, tuttavia hanno deciso di non opporsi all'acquisizione di alcuni documenti e verbali sinora prodotti. Gli avvocati Basilio Milio e Francesco Romito, legali dei carabinieri Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, hanno poi integrato con alcuni documenti relativi alla vicenda del cellulare e del trasferimento del boss Totò Riina. La difesa del generale Mario Mori ha chiesto alla Corte d'Assise di Appello di Palermo l'acquisizione dell'intervista rilasciata lo scorso gennaio dall'ex PM di Mani Pulite Antonio Di Pietro all'Espresso. Nel corso dell'intervista l'ex senatore ed ex giudice aveva detto che Borsellino non era stato ucciso per aver cominciato il maxi processo del suo amico e collega Falcone, ma perché insieme a Falcone doveva far nascere Mafia Pulita. L'obiettivo era Andreotti e il giro mafioso che secondo Di Pietro vi stava attorno. E ancora la difesa di Massimo Ciancimino ha chiesto che non si proceda per avvenuta prescrizione subentrata già prima della sentenza di primo grado alle accuse di calunnia rivolta al figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo.
Ciancimino, che per motivi di salute non ha mai partecipato alle udienze, in primo grado nell'aprile 2018 era accusato anche di concorso esterno in associazione mafiosa, imputazione da cui fu assolto. Fu invece condannato a 8 anni per calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, condanna che ora sarebbe prescritta, secondo i legali. La Corte di Appello si è comunque riservata una decisione che verrà comunicata nella prossima udienza in programma il 2 marzo. Zone Franche e Montane, un incontro per fare il punto sull'iter della norma. C'è il servizio. La legge della regione siciliana sulle zone franche montane risponde alla necessità dei territori montani siciliani, prevedendo una fiscalità di sviluppo per tutte le iniziative imprenditoriali esistenti o che si insedieranno in quei territori. Si tratta di un intervento di politica economica che anche indirettamente non mancherà di irradiare i suoi effetti positivi su altri territori dell'Italia e che contribuirà a creare un sistema economico nazionale più solido, in grado di reggere la concorrenza. È quanto emerso a Palermo dal susseguirsi degli interventi dei relatori presso la sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni, durante il tavolo operativo sulle zone franche montane. All'incontro presente la vicepresidente dell'Assemblea regionale Angela Foti, in aula oltre 80 sindaci. Le zone franche montane sono vitali, ha spiegato il coordinatore Vincenzo Lapunzina, per il futuro degli operatori economici dei 132 comuni che sono insediati oltre 500 metri sopra il livello del mare e per gli oltre 459.000 residenti delle aree montane della Sicilia. Rivendichiamo con determinazione, ha proseguito, il diritto di risiedere in montagna. Stato e Regione siciliana devono immediatamente rispondere con atti concreti al grido d'allarme lanciato trasversalmente nel tavolo operativo di oggi. Entro i prossimi 15 giorni, ha concluso Lapunzina, occuperemo un altro luogo e non ci sposteremo fino a quando non otterremo risposte esaurienti corredati da atti. Il governo regionale si è espresso con le parole dell'assessore Totò Cordaro, delegato all'incontro dal presidente della regione Nello Musumeci. Dal suo intervento è emerso che il governo siciliano è accanto al comitato e ai sindaci e auspica che il percorso legislativo si definisca nel più breve tempo possibile, in quanto le rivendicazioni sono coerenti col programma di governo. A concludere l'incontro il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, il quale si è detto fiducioso sul fatto che lo Stato risponderà alle esigenze del territorio siciliano tutto, ribadendo l'intenzione di spendersi in prima persona affinché ciò possa essere realizzato. Ci fermiamo adesso per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. L'Associazione Filarmonica Santa Cecilia, presieduta da Giuseppe Montanalampo, lo scorso 6 gennaio, giorno dell'Epifania, ha voluto celebrare il 40° anniversario della morte di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana. Nella cattedrale di Agrigento il coro dell'associazione ha animato una solenne messa molto partecipata in ricordo della nobile figura dell'uomo politico barbaramente assassinato dalla mafia. Ebbene, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha apprezzato l'iniziativa e ha inviato al Santa Cecilia una nota di ringraziamento per aver solennizzato con il canto la messa in suffragio del fratello Piersanti nell'anniversario della sua uccisione, formulando anche gli auguri personali per i futuri progetti artistici dell'associazione. Calcio, la sconfitta dello Sciacca e le vittorie di Folgore e Casteltermini riaprono il campionato di promozione giunto alla 21ª giornata. I dettagli nel servizio. Si riapre il campionato di promozione dopo la sconfitta subita all'Ercara dalla capolista Unitas Sciacca nella 21ª giornata. I palermitani hanno battuto Esercenza, allenati da Enzo Piazza, con il punteggio di 1-0. Sapevamo che si sarebbe trattato di una partita difficile contro un avversario tecnicamente valido, dice la società verdenera, e così è stato. Una partita equilibrata, con entrambe le squadre molto attente in difesa. Ci abbiamo provato soprattutto nel secondo tempo, quando è entrato in campo Galluzzo, che era rimasto in panchina perché leggermente infortunato. Il rigore segnato dai padroni di casa ha rotto l'equilibrio e nei 20 minuti finali non siamo riusciti a trovare lo spazio giusto per pareggiare e tentare poi di vincere la partita. Ci rammarichiamo di aver sbagliato ancora una volta un calcio di rigore, quello assegnato nel primo tempo in nostro favore, ma il portiere, come era accaduto 2 settimane fa a Casteltermini, è stato bravo ad indovinare l'angolo del penalty. I risultati delle altre partite, concludono i dirigenti dell'Unitas Sciacca, riducono ad una lunghezza il nostro vantaggio sulla seconda in classifica. C'è da soffrire, si deve lottare ad ogni
partita siamo consapevoli di tutto ciò e guardiamo avanti. Prossimo impegno, quello casalingo nel derby con l'Empedoclina. Il Casteltermine, attualmente terzo, in attesa che la FIGC si esprima sulla convalida del risultato della gara contro il Partinicodace, torna a vincere e lo fa al cospetto del proprio pubblico imponendosi sulla Nizza per 3-0. La squadra, allenata da Pino La Bianca, non molla la corsa alla vetta. In un fazzoletto di 2 punti stanno le prime 3 della classifica. Per i ragazzi del patron Zanvito e del direttore sportivo Antonio Messinese era importante superare in fretta la brutta pagina di Partinico. Di fronte ad un numerosissimo pubblico di casa, i Granata hanno liquidato la pratica Nizza facendo dimenticare le preoccupazioni della vigilia. Prossima sfida sabato a Villa Abate. L'Empedoclina incappa in una giornata negativa contro un buon Casteldaccia. A Raffadali, campo neutro in cui la squadra disputa le gare interne, l'Empedoclina, allenata da Angelo Mercante, che ha chiuso il match con il punteggio di 1-1. Adesso testa al derby con la capolista Sciacca. Perdono sia il Camarat 4-1 esterno con il Città di Casteldaccia che la Gattopardo 3-1 in casa contro la Mazzarese e le cose si mettono male, soprattutto per la Gattopardo, sempre ultima. Adesso i risultati di prima, seconda e terza categoria con Carmelo Lentini. In prima categoria girone G finisce in parità lo scontro al vertice tra l'Atletico Favara e il Gorgonia. 1-1 il risultato finale e distanze immutate tra il primo e il secondo posto, che rimangono appena di 1 punto, con la compagine favarese avanti. Chi si avvicina alle prime 2 è il Raffadale, che espugna il campo del Nicosia e si pone ad una manciata di punti dal secondo posto. Il derby agrigentino tra Gemini e Libertas va alla prima per 3-2, mentre il Ravanusa torna a vincere battendo in casa a Sant'Anna per 1-0. Nel campionato di seconda categoria, girone E, si è arrivati alla 17ª giornata e la situazione in vetta non ha subito grossi scossoni. In vetta alla graduatoria veleggia sempre la Sommatinese, che ha superato il Vallelunga per 2-0. Ciò ha consentito di allungare sul Don Bosco Mussomeli, sconfitto dall'Alessandria della Rocca con il più classico dei risultati. In terza posizione con 33 punti una coppia tutta agrigentina, Atletico Montallegro che ha sconfitto il Vallelunga per 4-2 e il già citato Alessandria della Rocca che ha vinto il derby con il Mussomeli. Si ferma il Gela sul campo della Nuova Petiliana dove ha conosciuto l'onda della sconfitta per 3-2, mentre l'Eraclea Amino ha vinto di misura il match con l'Atletico Licata. Infine il Muxar cade a Marianopoli e scende in ultima posizione. E concludiamo con la terza categoria. Campobello e Virtus Favara fanno il voto e staccano le immediate inseguitrici in classifica generale. Entrambe hanno vinto fuori casa, il Virtus Favara a Burgio per 0-3, mentre il Campobello ha espugnato il difficile campo del Vis Ribera per 0-1. Inseguono a debita distanza di 4 punti Comitini, Vis Ribera e Reale Unione, mentre un punto sotto, vale a dire 18, insegue la coppia formata da Burgio e Santa Elisabetta. In netta ripresa l'Atena, alla sua seconda vittoria consecutiva, che è andata a vincere a Comitini per 2-4. Il prossimo turno vedrà nuovamente fuori il capolista Campobello sul campo del Prizzi, mentre il Virtus Favara ospiterà il Città di Comitini. L'Euroform, la scuola professionale dei mestieri di Agrigento, patrocina e partecipa all'evento Enogastronomia Agrigentina organizzato dall'ECS in collaborazione con la CNA, la Confederazione Nazionale Artigianato di Agrigento. L'inaugurazione della manifestazione alle ore 20 di questa sera, martedì 11 febbraio ad Agrigento, al Villaggio Mosè al Palacongressi, nella sala Empedocle, e si concluderà domani, martedì 12 febbraio. L'Euroform sarà presente con gli chef docenti, gli alunni del corso operatore della trasformazione agroalimentare, pasticcere, panettiere e pizzaiolo. Nel corso delle 2 serate saranno preparati e offerti ai visitatori dolci e piatti tipici della Sicilia, tutti rigorosamente con prodotti provenienti dalla terra agrigentina e siciliana. Debutta questa sera martedì 11 febbraio al Teatro Posta Vecchia in via Tanea d'Agrigento la rassegna cinematografica America Amore Mio, 3 martedì per 3 grandi film a cura di Beniamino Biondi, che sottolinea non già l'America dei poteri forti e del benessere a tutti i costi, ma l'altra America degli anni 60, quella della controcultura e della liberazione civile, ma anche quella della rabbia sociale e della disillusione. Questa sera alle ore 20:30 sarà proiettato il film Il Laureato del 68. Il biglietto d'ingresso costa 5 euro.
euro. A ciascun film sarà dedicata un'introduzione critica e un dibattito finale. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.